Stavano partecipando a una festa privata nel seminterrato di un'abitazione a Udine. All'arrivo della polizia sono stati tutti identificati. Per loro, 22 persone e il padrone di casa, è in corso in queste ore la notifica dei verbali di violazione delle norme anti-Covid con relative sanzioni. L'episodio risale a sabato sera, quando poco dopo le 23 gli agenti sono intervenuti nell'abitazione a seguito di una segnalazione. Il proprietario ha confermato ai poliziotti che nel piano interrato era in corso una festa tra conoscenti, un totale di 22 partecipanti, tra cui un minorenne, due trentenni e altri ragazzi poco più che ventenni, metà dei quali centro-sudamericani. Nella giornata di ieri la polizia, sempre dopo una segnalazione, è intervenuta nel garage di uno stabile nella zona nord-ovest del capoluogo friulano, in cui si erano radunati 15 giovani di 20 e 21 anni, la maggior parte dei quali residenti in altri comuni della regione di origine italiana e non. Volevano girare un video musicale. I giovani erano con la mascherina abbassata sotto il mento. Anche a loro è stata contestata la violazione delle norme anti-Covid che impediscono spostamenti fuori dal proprio comune di residenza se non per comprovati e giustificati motivi.